Nave Mare Ionio, sui corpi dei migranti i segni evidenti delle torture. I migranti sarebbero stati picchiati dalla guardia costiera libica. Uno dei migranti ha raccontato di aver attraversato il canale di Sicilia 5 volte e ogni volta è stato rispedito in Libia, dove ha subito i maltrattamenti. La Procura della Repubblica di Agrigento ha convalidato il sequestro della nave. Un provvedimento storico, lo ha definito il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Intanto è indagato il comandante della stessa nave, con i magistrati che hanno già iniziato a Lampedusa gli interrogatori dell'equipaggio. Ricordiamo che il ministro dell'Interno ieri mattina aveva negato la possibilità di sbarco ai 49 migranti, parlando di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quindi l'apertura di un fascicolo d'inchiesta da parte della Procura agrigentina contro ignoti proprio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per l'armatore Beppe Caccia non ci sarebbero stati divieti ad entrare in acque territoriali. Dai magistrati giunti a Lampedusa verranno ascoltati anche i migranti che erano a bordo della Mare Ionio. Titolari dell'inchiesta sono il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il PM Cecilia Baravelli. Per l'armatore Caccia il sequestro della nave resta comunque un fatto illegittimo.